Oggi siamo qua per inaugurare la consegna di 2 ausili didattici per bambini con difficoltà. Noi come scuola portiamo avanti queste iniziative da tanti anni. Una mostra di manufatti realizzati dagli alunni con i loro insegnanti a cui partecipano anche le artigiane del territorio. Il ricavato lo devolviamo sempre ad associazioni Onlus e quest'anno, come lo scorso anno, una quota è stata devoluta all'associazione Aiutiamo la Stella a Brillare. Quando si è presentata quest'anno la necessità di acquistare un ausilio per un bambino disabile che consisteva in un seggiolino posturale, abbiamo avuto l'aiuto della signora Greco che ci è venuta incontro, anzi è partita da lei l'iniziativa perché è arrivata a settembre dicendomi: dirigente, abbiamo noi una quota da destinare alla scuola, di cosa avete bisogno? E noi ci siamo subito ricordati del nostro futuro alunno. Poi ci è stato donato sempre dall'associazione un video ingranditore per bambini ipovedenti. I bambini lavorano con questo strumento insieme agli insegnanti di sostegno, agli insegnanti di classe, ed è una bella, insomma, un bel traguardo. Io sono molto grata a loro, alla signora Greco, all'associazione soprattutto per la collaborazione, ma per portare avanti un progetto che è quello di ricordare il loro bambino, ma è quello di aiutare, soprattutto quello di aiutare bambini in difficoltà. La scuola opera per questo e lavora proprio per garantire a tutti il diritto allo studio e per garantire a tutti i bambini le pari opportunità.